c'è tempo da perdere, è il tempo di vivere. Queste le parole di Don Pietro Savio, parroco di Tezze sul Brenta, che hanno accolto il feretro di Tommaso Fabris, il 17enne stroncato da una meningite fulminante in una gremita CMP Arena di Bassano, dove si è celebrata la cerimonia funebre per dar l'ultimo saluto al giovane campione di basket, studente al liceo scientifico Jacopo da Ponte. Un dolore diffuso, un dolore inspiegabile, inaccettabile, dove però hanno trovato spazio tutta l'energia, la forza, la voglia di vivere che Tommy era riuscito nei suoi 17 anni a trasmettere a tutte le persone che lo hanno conosciuto, che si sono affezionate a lui, anima bella come è stato definito in più occasioni. È saputo essere un giovane nella sua semplicità e intelligenza, capace di fare del bene, di donarsi. Sulla bara ricoperta di fiori bianchi le magliette delle squadre di basket dove giocava a Bassano e Riese, i fiori arancioni a forma di pallone da pallacanestro, le foto, le scritte. E poi improvvisamente sul palazzetto è calato il silenzio, un silenzio assordante in cui c'era tutto il dolore della perdita. Un silenzio rotto dalle testimonianze di chi ha voluto salutare l'amico, il compagno, il fratello, lo studente, il figlio di una comunità intera. Dire che ci mancherai esprime solo parzialmente l'enorme vuoto che lasciano tutti noi. Mancherà il tuo carattere educato, umile ma consapevole, il tuo sorriso contagioso, i tuoi applausi e incoraggiamenti. Aver incontrato nel cammino della vita la tua anima bella è un dono grande. Tommy, ora ti chiediamo di aiutarci. Aiutaci a sentirti nei nostri cuori attraverso sentimenti belli. Dai compagni di classe un grazie corale per quello che è stato questo splendido 17enne strappato troppo presto alla vita. Grazie per le risate che ci ha regalato, passando le giornate a farti beccare usando il cellulare. Grazie per aver provato a far capire matematica a metà classe dicendo sempre ma è facile, quando in realtà lo era solo per te. Grazie per la tua pronuncia inglese che ha reso tutti noi più sorridenti. Speriamo che lassù ti accolgano e trattino nel migliore dei modi. Ovunque tu sia, continua a sorridere come facevi quando eri qui con noi. Una bellezza, una spontaneità, una bontà che hanno trasformato questa triste giornata di lacrime in un inno alla gioia, quella gioia che tanto amava Tommaso. Sarai un angelo custode che sorveglia tra noi, perché il ruolo da guardia non te lo toglierà mai nessuno. Noi alzeremo lo sguardo e guarderemo il sole. Tu salutaci e aspettaci.